Chi vincerà porterà punteggi nel Falco d'Oro e riceverà anche il palio 2017 dalla Scuola Romana. Via! E nel team la partenza sono seguiti molto precisi, un team di giocatori avvenuto nella curva come vedete, ed è San Fortunato che ha superato in questo momento San Bartolomeo, abbina velocità e precisione, ed eccoli che superano il traguardo proprio in questo momento con il loro atleta Ricky Rix, e giunge anche Ricky Rix che è uscito dai box proprio in questo momento. Ed è il via di questa seconda giornata tra San Fortunato e San Francesco. Spettacolare tornata fino adesso tra Ricky Rix e Cecè, ma San Francesco si ferma nuovamente, riparte, ma sembra che non ne voglia sapere niente, si rifiuta quasi di partecipare al palio mentre sta offrendo una bella prova Ricky Rix, che taglia in questo momento il traguardo, ed ecco che l'ha tagliato proprio in questo momento. Proporre invece il giovane toro di San Francesco Cecè, dai box Ricky Rix, il toro di San Fortunato. Ai massi di partenza Pablo Sant'Agostino. Via! Ed è il via di questa gara molto tesa, tori molto veloci che corrono in modo costante. Come vedete Pablo sta rincorrendo Ricky Rix, che sembra ormai affondare con la sua falcata l'avversario, ed eccolo Ricky Rix che sta superando in questo momento il traguardo, ed è vittoria di Ricky Rix che vince il palio 2017. È stata realizzata con il contributo della già il futuro, è già la crescita e noi non smettiamo di crescere! Abbiamo vinto 4 anni consecutivi che vinciamo questa gara, siamo una grande squadra, un grande gruppo. Un ringraziamento a Marcello Sollo che ci aiuta cuore in questa gara e ci aiuta tantissimo. Grazie ragazzi, forza Gianni! La consegna del palio 2017.